con il Siena che ha battuto il Pescara per 2-1. Oggi Albino Leffe Triestina 1-1, D'Ascoli, Grosseto Ascoli 2-1, Cittadella Portogruaro 1-1, Empoli Frosinone 2-1, Novara Padova 1-1, a Piacenza Modena Piacenza 2-0, Sassuolo Livorno 1-0, Varese Torino 3-0, Vicenza Atalanta 1-1. Lunedì sera il posticipo Crotone Regina. La classifica al comando, le tre squadre, Novara, Siena e Atalanta 43 punti. Poi Varese 38, Livorno 34, Torino 33, Regina 32, Pescara e Vicenza 31, Padova ed Empoli 29, Crotone Modena 27, Grosseto 25, Sassuolo, Cittadella, Albino Leffe 24, Piacenza e Triestina 21, Ascoli 20 con i suoi 5 punti di penalizzazione e infine Frosinone e Portogruaro a 19 punti. Da subito in campo il neoacquisto Marilungo, in panchina allora la bandiera dell'Atalanta Cristiano Doni. Il primo tempo è davvero poco spettacolare, mezz'ora con il Vicenza che si fa preferire ma con le due squadre che non arrivano praticamente mai al tiro. È il Vicenza che fa qualcosina in più, qui invenzione del ghanese Salifù per Abbruscato che però è costretto ad allargarsi, traversone troppo alto. Più interessanti gli ultimi 5 minuti, il Vicenza per la prima volta si sbilancia in avanti su azione di calcio d'angolo, c'è lo spazio per il contropiede dell'Atalanta di Bonaventura fermato dal recupero di Botta. Poi è Marilungo che apre sempre per Bonaventura che si accentra, il tiro bloccato da Russo. Dall'altra parte ci prova Di Matteo, il controllo fuori dall'area e il sinistro forte ma centrale. Ripresa sicuramente più vivace, inizia il Vicenza a testa di Martinelli in mischia, blocca Consigli. A questo punto cresce l'Atalanta, Ferreira Pinto verso il secondo palo, il più veloce Tiribocchi con la punta mette fuori. Al 27esimo Atalanta in vantaggio, Peluso in mezzo, rimpallo sul tocco di Bonaventura, Tiribocchi è il più rapido e al volo supera Russo in uscita, opportunista come sempre il tiro, ottavo gol in stagione e ottava rete su 8 partite in carriera contro il Vicenza. Passano meno di 2 minuti e i vicentini pareggiano, Schiavi prende palla, salta un paio di avversari, gran botta da fuori area imparabile, 1-1 con una rete davvero molto bella del difensore vicentino. La partita si innervosisce, espulso per proteste il tecnico del Vicenza Rolando Maragno. Un pareggio giusto, meglio il Vicenza nel primo tempo, l'Atalanta invece nella seconda frazione, un pareggio che accontenta le due squadre. Il migliore in campo a nostro parere il difensore dell'Atalanta Bellini, molto concreto in difesa ma anche molto pericoloso in attacco. Ricordo il risultato, Vicenza 1, Atalanta 1, linea allo studio. Grazie Zennaro. Pasqualin, si prospetta a Vicenza, ho sentito, un novello caso tipo Bologna, un caso Porcedda? Ma almeno secondo i tifosi, secondo la curva sud, sì, tant'è che hanno contestato e durante la partita e all'esterno del Menti a fine gara la sedicente cordata romana imputando al suo rappresentante precedenti poco edificanti. Sarà anche vero che pecunia non olet, cioè il denaro non ha odore, quindi i proprietari... No. Io l'inglese non l'ho capisco. Traduco, l'inglese non lo capisco. Traduco per Vincenzo d'Amico, pecunia non olet, come sanno anche i bambini, non occorre aver fatto il liceo classico, sta a dire che insomma il denaro non ha odore. Quindi però l'appello che viene fatto dai tifosi ai proprietari è abbiano di riguardo, come dire, la storia. La storia. Due lampi nel buio più assoluto, due suoni fragorosi, in un pomeriggio dove la musica offensiva è stata sempre silente. Vicenza e Atalanta rassodano la classifica con un punto privo di colori, efficace testimonianza di due intelaiature tra le più equilibrate e solide della categoria. Novità nel cuore del centrocampo per il 3-5-2 di Maran, privo dello squalificato Gavazzi. Il 18enne ghanese Salifù è titolare al posto di Braiati. Doppia sorpresa invece a firma Colantuono. Al posto di Doni subito sguinzagliato Marilungo, acquisto da quasi 5 milioni di euro,
Matteo, mentre Bascia eredita le chiavi del centrocampo da Carmona. Lo scacchiere del Menti è bloccato da una impasse tattica nei primi 45 minuti. L'ottima occupazione del suolo operata dalle due squadre svilisce il lavoro dei propulsori laterali. Il timido dominio territoriale degli ospiti tramonta in maniera sistematica sulla tre quarti, perché Marilungo pressa bene ma vaga invano alla ricerca della posizione giusta, mentre Tiribocchi non è coinvolto nella manovra. L'uomo più attivo dei padroni di casa è invece l'esterno mancino di Matteo, ma nessuno riesce veramente a stanare l'avversario in un primo tempo volto più a congelare che a costruire. Gli unici tiri in porta, peraltro a coefficiente di pericolosità vicino allo zero, arrivano solo pochi istanti prima della pausa. Il primo è un dardo debole di Bonaventura sugli sviluppi di un contropiede impostato da Marilungo, mentre il secondo è un tiro controllato da parte di Consigli a firma Botta, quasi frustrato dall'assenza di opzioni offensive negli ultimi 30 metri. Ad inizio ripresa l'Atalanta pesta l'acceleratore per cercare di minare l'ottima sintonia tra i reparti ostentata dai veneti. Peluso al 58esimo prova ad ideare un colpo di testa spettacolare sulla sventagliata da punizione di Barreto, ma sembra davvero impossibile smuovere le acque stagnanti della partita. La prima mossa per alterare l'equilibrio la fa Maran al 66esimo immettendo Bastrini al posto di Di Matteo. Proprio il neoentrato si trova subito a fronteggiare la scorribanda di Ferreira Pinto sulla destra. Il brasiliano crossa sul secondo palo dove Tiribocchi riesce solo ad abbozzare la stoccata vincente. Ferreira Pinto lascia il posto a Pettinari, autore del primo gol in campionato dei neroazzurri nella partita d'andata. L'esterno ex Cittadella è un amuleto efficace perché la cappa greve che aleggia sulla partita viene dissolta al 72esimo da un rimpallo. Sul cross di Peluso la palla carambola sul corpo di Bonaventura, che disegna involontariamente l'assist perfetto per Tiribocchi, che in volée disegna l'8º gol stagionale. Entra Doni al posto di Marilungo, ma il capitano Robico può solo assistere impotente al pareggio biancorosso, forgiato dal capolavoro di Schiavi. L'ex difensore del Lecce prende palla a centrocampo, salta con nonchalance un avversario e poi dipinge una traiettoria magica con il destro che si infila nell'angolo alla sinistra di Consigli. È il terzo gol in campionato per Schiavi, che aveva graffiato anche la difesa dell'altra corazzata, il Siena. La coppia di gol non irradia il ritmo di una partita che sancisce il primato del pragmatismo sull'estetica. Al 78esimo viene espulso per proteste Maran, ma è l'unica flebile scossa emotiva di un finale prigioniero della voglia di accontentarsi. L'Atalanta rallenta dopo un poker di vittorie, ma la scarna prestazione del Menti è un attestato di fiducia guardando alla classifica. Classifica che vede il Vicenza sempre ad un passo dalla scia luminosa dei playoff. Portogruaro è la bussola perfetta per capire la direzione di un gruppo che ha firmato 15 punti nelle ultime 8 partite. Parliamo dell'Atalanta. Era rischiosa la trasferta del Menti perché il Vicenza si sta confermando squadra tosta, compatta, equilibrata, vero? Ha cambiato anche il sistema di gioco. Sì. Da quando ho cambiato il sistema di gioco ho fatto grandi risultati. Con la difesa a 3, vero? Sì, si vede che ha dato sui frutti questo cambio di sistema, e anche perché l'Atalanta è una squadra molto forte, perciò penso che abbia fatto un grande risultato oggi. Squadra molto forte l'Atalanta, che era reduce da 4 vittorie consecutive che gli avevano riconsegnato la vetta dopo la quarta giornata, perché l'Atalanta vincendo contro il Grosseto era andata in vetta insieme al Novara. Ci sono poi tra l'altro giocatori che conosci bene, vedi insomma Simone Tiribocchi che è tornato a sbloccarsi, e come se non bastasse in questa Atalanta è arrivata la perla del mercato di gennaio. Guido Marilungo e mister cercavano Gonzales, hanno preso Marilungo, che non è assolutamente un ripiego perché è un gran talento e ha fatto benissimo l'anno scorso a Lecce. Ah, mi ripiego, mi pare che abbia giocato anche l'ultima partita in Serie A con la Sampdoria, se non sbaglio. Sì, contro la Roma ha sbagliato un gol al 45esimo del primo tempo. Perciò è un giocatore importante. È vero Alfredo, no? No, dico al sesto del secondo tempo che è accaduto. Beh, io non mi ricordo. No, fine primo tempo, grande occasione per Marilungo. Mi ricordavo che avesse sbagliato un gol, sì, ma il minuto non me lo ricordavo completamente. Purtroppo lo ricordo. L'Atalanta ha davanti giocatori molto importanti, insomma, perché Tiribocchi, Doni, e vedo che ancora, non so, ma faranno questo scambio Corvia... Ardemagni? No, quello probabilmente no, però accadrà qualcosa di molto significativo, mister. Ah sì? Ne parleremo poi, concludi perché stavi andando avanti tu. No, l'Atalanta ha un organico molto importante. Come dire, già gli attaccanti dell'Atalanta erano forti, in più hanno preso Marilungo, no? Sì. E poi si sono rinforzati ancora di più. Poi c'è Stefano Colantuono che conosce molto bene questo campionato, sa bene come sono gli sidi di questo campionato, perciò hanno tutto per poter fare bene. Anche se oggi, una volta passati in vantaggio, magari potevano conservare, no? Il vantaggio, hanno subito il gol subito. Ma guarda che in Serie B partite facili non ce ne sono mai, in tutti i campi le insidie ci sono sempre. Alfredo, ti aspettavi l'esordio di Marilungo dal primo minuto, poi dovresti rispondere anche alla domanda che ti ha fatto Pillon, no? Sul mercato dell'Atalanta. Non si dovrebbe rispondere sì e no,
alla domanda ti aspettavi, io dovrei rispondere sì e no, però alla fine credo che sia stato giusto il sì, perché Marilungo, come hai detto tu, dando anche il minutaggio delle occasioni che ha avuto contro la Roma, aveva la gamba calda, nel senso che aveva giocato, era in condizione. Poi un investimento da 5 milioni di euro, cosa aspetti? Se tu hai Ardemagni sul punto di andare via, ma mi dici che succede? Ma Ardemagni in una situazione particolare, perché quello scambio che mi chiedeva Bepi prima è uno scambio che difficilmente andrà in porto, perché Corvia non vuole andare via da Lecce, anche se non ha il posto garantito, ma nessuno ha il posto garantito, in ogni caso non vuole andare via da Lecce sapendo che andando a Bergamo non avrebbe la certezza di giocare, quindi tra certezza e incertezza, o meglio tra incertezza e incertezza, preferisce l'incertezza della Serie A. Però l'Atalanta farà altre cose, per esempio c'è questa vicenda Schelotto, ha proposto alla Cesena nell'ordine uno a scelta tra Pettinari, Ferreira Pinto e lo stesso Ardemagni, perché tu sai bene che Schelotto è di proprietà dell'Atalanta, sì. Ma questo discorso era stato rinviato a giugno, ma siccome non è stato convocato, non è più considerato un tassello imprescindibile dal Cesena, è facile che rientri, faranno un altro attaccante e qui dobbiamo stare molto attenti perché un altro attaccante lo cercano indipendentemente da questo discorso, da questo naufragio della trattativa Corvia-Tiribocchi, quindi tra Cacia... Corvia-Ardemagni, sì. Scusa, Corvia Tiribocchi, chiedo scusa, Corvia Ardemagni, tra Cacia e qualche altra sorpresa, l'Atalanta se decide scende in campo domani e porta a casa altri due attaccanti. Fa due squadre, Alfredo, fa due squadre. Sì, perché Percassi ha un grande entusiasmo, è un presidente importante che si è presentato pronti via, ha speso bene il rapporto con i tifosi, giustamente i tifosi gli hanno dato fiducia e lui non dimentica questo approccio importante con la piazza e vuole fare dei regali. Ben vengono i presidenti in grado di poter fare un discorso del genere e quindi siccome evidentemente non sono soddisfatti di Ardemagni, ma è difficile essere soddisfatti di Ardemagni alla luce della prima parte della stagione, un altro attaccante per loro importante, hanno raggiunto un accordo di massima anche con la Regina per Cosenza, ma bisogna vedere perché la Regina non ha tesserato Siviglia che probabilmente smetterà di giocare, ha Cerbi sul mercato che piace molto al Genova, ne parliamo dopo di queste cose, se no metto dentro 65 situazioni in questo tunnel non esco neanche domenica mattina e quindi l'Atalanta sarà sicuramente protagonista sul mercato. Guardiamo le pagelle velocemente dell'Atalanta, non l'abbiamo ancora viste perché insomma voglio capire anche come ha esordito Guido Marilungo con la maglia nerazzurra. Guardando un po' il tandem mister Marilungo-Tiribocchi, tu conosci molto bene Tiribocchi perché lo hai allenato a Chievo, mi sembra che i due possano essere complementari, no? Sì, per caratteristiche, no, sei d'accordo? Si completano bene, tutti e due. Poi Sei per Marilungo. C'hanno anche Ruopolo lì. Ruopolo che è infortunato, è vero. Hanno anche, no, lo so, mister, c'ha due squadre, io l'ho detto. Insomma, c'è una squadra, secondo me, costruita bene, fatta bene. Costruita con intelligenza, è vero. Alfredo... Sì, c'è stata anche un'offerta del Napoli per Barreto, ma Barreto credo che non esca dal circuito, nel senso che... Io l'ho avuto a Reggio, un grandissimo giocatore che mi piace molto. Da Serie A. È un giocatore importante. Giocatore importante. Il Vicenza farà qualcosa, va detto... Ecco, sul mercato del Vicenza, tanto per non sforare dopo, io sarò molto asciutto, nel senso che potrà esserci qualcosa, ma niente di particolarmente significativo, perché tu sai bene che il Vicenza è in una situazione... il cambio di proprietà che slitta. È come se mi chiedessi la Roma farà qualcosa, la Roma se non cede non può fare, non ho parlato della Roma, ho parlato della Roma perché può essere un nesso con le dovute proporzioni, può esserci un nesso. No, hai perfettamente ragione, certo è insomma che Marana sta facendo, da quando ha cambiato modulo, lo diceva il mister Pillon, sta facendo un gran lavoro, oggi a me è piaciuto tantissimo Salifù, che è un giovane, bisogna lanciarli questi giovani, no? Nel campionato cadetto, mister. A me piace Misuraga. Anche Misuraga che tra l'altro Alfredo è stato convocato per lo stage di Ferrara con l'Under 21. Sì, di Ciro Ferrara, non a Ferrara nel senso. Sì, di Ciro Ferrara. Di Ciro Ferrara e Misuraga anche a me, però oggi così. Io avrei dato mezzo voto in più a Misuraga. Quanto ha avuto? Perché io qui in fondo al rettilineo non riesco a vedere. 5,5 mi sembra, o 6,5. Mi piace lo stesso, non mi faccio condizionare dal voto. No, anche è un discreto talento, il fatto che Maran gli abbia dato fiducia facendolo giocare accanto da Bruscate è comunque significativo.